Ci siamo. Madonna, ma che cominciare già non mi piace. Minchia. Buono. O è un bug? Ah, mi pare strano. Vediamo chi è il dito più veloce del web oggi. Vediamo un po'. 4 persone. Dai, 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 dai. Ciao, Gri. Buonasera. Buonasera, Michè. Ciao, Argo. Che mi scordo sempre come cazzo le... Oddio, come chiamavi? Mi sono scordato, vabbè. Ciao, Emanuele. Ciao a tutti, ragazzi. Ma da quanto tempo è che non facevo una live? Un botto. Ciao Matti, un bacione. Ciao Salvatore, ciao Fabi. Matti, ma tutto bene? Spero, cioè, spero si sia risolto tutto, no? Potevo scegliere tanti verbi irregolari da studiare per la verifica in inglese di domani, ma ho scelto te. Oh, che cucciolo che sei. Che ne pensi di questo Cagliari? Ce ne sarà tanto da parlare dopo, riguardando a bestia, ragazzi. Eppure è collegato con l'Ethernet, cioè non è che... Ciao Vittorio, esatto, esatto. È bellissimo essere umani del Cagliari, è veramente bellissimo. Allora, soddisfatto di questo inizio di stagione. Intanto ciao Matteo, ciao Domenico. Tutto a posto, grazie Domenico. Spero tutto a posto anche tu. Beh, inizio di stagione che più o meno rispecchia a tutti il 4G. La connessione instabile. Non solo la connessione. Allora, soddisfatto, diciamo di sì, più o meno era quello che mi aspettavo. Sono contento di vedere un Cagliari che finalmente, anche quando perde, comunque mi diverte. L'esempio mi viene la partita col Bologna. Abbiamo perso, però io personalmente mi sono divertito a guardare il Cagliari, che era una cosa che non succedeva da anni, veramente da anni. Quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. Il giocatore mi sta piacendo di più, ma mi piaceva già dall'anno scorso e continuerà a piacermi è Nandez. Non gli si può dire assolutamente nulla. Intanto saluto anche gli altri, ciao Antonio, ciao Candy, ciao Padre Pioli. Ciao a tutti ragazzi. Come state? State tutti bene, spero, eh? Nandez è illegale. Nandez è illegale. Speriamo che contro la Juve si riesca a strappare qualche punto. Una vittoria sarebbe un sogno. Ma non sarebbe un sogno, secondo me, una vittoria, perché la Juve la ritengo nettamente molto meno forte rispetto allo scorso anno. Lo so, Padre Pioli, lo so chi sei. E... C'è il problema comunque di Cristiano Ronaldo, perché adesso come adesso è lui la Juventus vera e propria, perché con lui in campo diventa un'altra squadra, ma sinceramente non sarei così timoroso della Juve. Cioè, la palla è rotonda, quindi perché no? Non dico che accadrà, però è una possibilità. Ma ovviamente Candy, la Juve rimane comunque la squadra più tosta da affrontare del campionato, perché comunque è quella che vorrà vincere di nuovo lo scudetto, ehm, è quella che più di tutte ha l'organico più ampio e più forte, però non mi intimorisce quanto mi intimoriva l'anno scorso. Quello. Ciao France.
Ma probabilmente la Juve lo vincerà comunque perché per costanza e per quanto comunque non stia entusiasmando, la Juve rimane la Juve e i suoi risultati li sta portando a casa, anche se più lentamente rispetto al solito. Quindi rimane comunque un po' la favorita. Va bene, Francesco. Bella domanda, Antonio, bella domanda. Potrebbe risponderti anche Mattia se c'è ancora. Non so se c'è ancora. Allora, per come lo vedo io, Rogue ho notato un leggero peggioramento rispetto all'anno scorso. Però o è perché comunque fa molto più lavoro sporco, non lo si vede costantemente con la palla tra i piedi e quindi passa un po' in secondo piano, però io noto un peggioramento, lo vedo un po' peggiorato. Rimane comunque un giocatore assolutamente buono, perché non si discute. Rogue, la cattiveria che mette è fantastico, però magari un qualcosina in più da lui me lo aspetto, ecco, mettiamola così. Non mi aspetto che faccia costantemente gol perché non è quello il suo ruolo, però ripeto, un qualcosa in più da Rog io me lo aspetto. Ciao Albe, Pereiro in cassa integrazione, ma dicono che abbia recuperato dall'infortunio, infatti comunque con la Samp era in panchina. Non lo so, staremo a vedere, perché comunque nel 4-3-3 di Di Francesco, anche nel 4-2-3-1, Pereiro ci sta, ma alla grandissima proprio, alla grandissima. Sarebbe fantastico lì a destra Pereiro. Quindi staremo a vedere, io sono curioso di vederlo in campo. Speriamo che Rog sia negativo al virus, non avercelo contro la Juve è una grande perdita, assolutamente, assolutamente. Speriamo che non sia positivo, speriamo. Pereiro gioca in smart working, Pereiro gioca alla play insieme a Lumbo. Hai fatto una domanda da 1 milione di euro, Argo, perché è un po' tipo perché vi connessione è instabile, non so per quale assurdo motivo. Ragazzi, scusate, ma ogni tanto gli prende così oggi. Oggi è così. Sono ritornato con una live, gli è presa così. Ma Lumbo perché è stato acquistato? Si vede che comunque Di Francesco aveva trovato in Luvumbo un profilo adatto per quello che è il suo gioco, o perché appunto, come ha detto Padre Pioli, se vuole fare un giocatore di FIFA a livello agonistico. Ciao Antonio, non ti preoccupare, vai tranquillo. Io ho staccato adesso per dirti, quindi vai tranquillo. Alla prossima. Il giocatore che mi ha sorpreso di più, Ligo Giannis. Dico Giannis, perché comunque a suon di prestazioni sufficienti sta facendo tanta roba e quando succede è sempre bellissimo, quindi la sorpresa di quest'anno è Ligo Giannis. Speriamo che sia continuativa come cosa e non si interrompa subito. Secondo te tornerà il Ninja a gennaio? Io lo spero, lo spero. Ah, esatto, Argo. Avrebbe dovuto ambientarsi anche con la primavera, però purtroppo stanno messi un po' così. Zappa non è stata una grande sorpresa perché comunque ne sentivo già parlare bene. Sottil, nonostante io non l'avessi visto tantissimo con la Fiorentina quelle volte che ha giocato,
il fatto che comunque la Fiorentina avesse inserito il controriscatto mi faceva immaginare che comunque si stava parlando di un giocatore che era decisamente molto 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 buono, quindi non è stata più di tanto una sorpresa. Secondo me la sorpresa è Lico. Vabbè, ma contro l'Atalanta è difficile, contro l'Atalanta è difficile, quindi non gliene faccio una colpa al Lico di essere carente in difesa quando giochi contro l'Atalanta, perché comunque stiamo parlando di Lico Giannis che è un terzino prettamente offensivo, quindi Joao, secondo te quanti gol può fare quest'anno? Quanti ne riuscirà a fare? Io sinceramente avevo detto che ne avrebbe fatti meno dell'anno scorso, però a quanto pare non ha perso il ritmo dell'anno scorso, quindi staremo a vedere. Avere davanti due che segnano tanto come Joao e Simeone è tanta roba. Secondo te in questo momento si sente la mancanza di Barella? Assolutamente no. Assolutamente no. Va bene il Cagliari a riscattare un asse a 16 milioni. Secondo me uno tra un asse e Sottil va riscattato. Uno dei due va riscattato. Ceppidelli ormai è un giocatore finito, ma non si sa che fine ha fatto Ceppidelli, non si sa. Ti piacerebbe Quadrato al Cagliari? Porca troia. Non lo so, però chissà quanto prende di ingaggio. Sarebbe allucinante, cioè impossibile proprio. Allora, João Pedro è diventato più ispirato con Di Francesco quando è passato dalla sinistra a trequartista. Lì si è visto il cambiamento, perché comunque a sinistra, nonostante comunque giocasse praticamente in quella fascia di campo anche con altri moduli, perché pure quando faceva la seconda punta il suo gioco era giocare sulla fascia per poi accentrarsi. Però quando giocava da ala sinistra si vedeva che non faceva bene. Da quando Di Francesco nel 4-2-3-1 l'ha spostato al trequartista centrale è diventato tutt'altro giocatore. È ritornato nel suo ruolo naturale e sta facendo bene. E si vede. È più convinto. Ciao Alessandro, è uscito un libro sul Cagliari, le 1001 storie e curiosità sul grande Cagliari che dovresti conoscere, te lo consiglio. Calcola che 2 giorni fa è stato il compleanno mio e ho chiesto alla mia ragazza se mi regalava il libro di Telese, quindi staremo a vedere se me l'ha regalato. Io gli ho chiesto quello come regalo di compleanno, quindi staremo a vedere. Spero di riceverlo. Non so poi che mi ha fatto, perché ancora lo devo ricevere il regalo. Però come primo libro sul Cagliari volevo cominciare con quello de Telese, staremo a vedere. Mi segno anche questo comunque. Grazie Albe, grazie. Barella è un campione, del suo livello a centrocampo non ne abbiamo incurante. Mari credo sia, magari fosse ancora rossoblu. Ma sinceramente che il fatto che Barella se ne sia andato per me è la cosa più positiva del mondo. Ripeto quello che ho detto anche altre volte, io non rimpiango il fatto che Barella se ne sia andato perché stiamo parlando chiaramente di un giocatore dalle doti fantastiche che all'Inter si sta anche raffinando perché da un talento grezzo e prettamente portato all'agonismo, alla cattiveria in campo, sta diventando anche un giocatore abbastanza tecnico. Non sono triste che se ne sia andato, ma mi rattrista pensare il modo in cui se n'è andato, quel battere i piedi così un po' da bambino, non mi è piaciuto, quindi meglio così, meglio per il Cagliari, meglio per l'Inter. Ciao Giancarlo, ciao carissimo.
Ma non ti preoccupare, tanto YouTube fa quello che gli pare con le notifiche. Grazie mille, veramente. Vi spiego perché abbiamo speso 13 milioni per un ass e non 10 per Raja, perché un ass si può rivendere a più prezzo, invece Raja non lo puoi più rivendere. Ho capito, però un ass ne potevi tranquillamente anche far meno, perché comunque tu in rosa hai già un giocatore come Sottil e un ass è identico, è proprio identico a Sottil. A centrocampo uno come Raja, come si suol dire a Roma, te fa il fritto Nainggolan, cioè è tanta roba, quindi Sottile verrà richiamato, si sa ormai. Praticamente la Fiorentina dovrà mettere soltanto 3 milioni in più di controriscatto, quindi molto probabilmente, anche se fosse, ci incasseremo noi questi 3 milioni in più alle brutte. Però io ripeto che secondo me uno tra Sottile e un ass va riscattato assolutamente, specialmente se rimarrà Di Francesco come mister, perché ti spaccano la partita in due completamente. Un ass quando è subentrato contro il Bologna ha fatto il panico. Aspettiamoci Rodriguez a gennaio. Ma che era quell'attaccante uruguagio che giocava in America? Se non mi ricordo male. Brian Rodriguez. Ah, era Messico. Era Messico o America? Giochi a Zoba. Non so manco che è Zoba. Ah, in MLS, ok, ok. Mamma mia. Stiamo a diventare praticamente l'Uruguay. Stiamo diventando l'Uruguay. Ed è fantastica sta cosa. Non riuscirò mai a capire la sinergia che c'è tra l'Uruguay e il Cagliari. Però mi piace sta cosa. Vabbè, il gioco di Francesco, ma a me non è tanto che mi piace il gioco di Francesco, mi piace il fatto che abbia inculcato alla squadra una mentalità, che era una cosa che non si vedeva da secoli praticamente. Anche il fatto che comunque si può tranquillamente andare in svantaggio, che la squadra non perde la concentrazione, una cosa che con Maran non esisteva, ma nella maniera più totale. Oggi Rodriguez gioca titolare contro la Colombia, ma è un under 21 o gioca nella nazionale maggiore? Perché se non mi ricordo male, lui era un 98 nazionale maggiore. Se non mi ricordo male era tipo 98. Avevo letto l'articolo su 131, ma non mi ricordo più niente. 98-99 però mi pare fosse. Assieme a Godin e Nandez. Gioca pure Oliva, l'Uruguay siamo, l'Uruguay. Allora è una giusta causa. Riportiamo a Cagliari Cabrera. Basta, basta. Riportiamo a Cagliari Cabrera. Mi deve ancora dire perché ha preso quel pallone di mano contro il Milan. Non me lo scorderò mai. Me lo deve spiegare. Cioè, si è fatto espelle. Stava in mezzo al campo. Lui si è fatto espelle per il pallone di mano. Per doppio giallo. Jacopino! Un bacione, Jacopo. Tra l'altro, ragazzi, Jacopino ha pubblicato una storia che stasera fa una live, quindi andate a bussare anche alla sua porta, eh? Che da quello che ho capito ci sarà il mondo oggi in live da Ghiottone, quindi andate anche da lui. È del 2000. Ah, ok, pensavo fosse un 98-99. Ok, ok.
Seppellini era un fenomeno. Sì, a tombola. A pallone no. È stato un intelligente presidente che ha tenuto ottimi rapporti con Paco Casal, che io non ho idea di chi sia. Devo essere sincero. Tranquillo Giancarlo, l'ho detto, quando ci sarà un po' di tempo, molto molto volentieri, assolutamente. Se riesco, Jacopo, stasera ve venga a vedere. Se riesco, passo, vi faccio un saluto. Se riesco, tocca vedere. Però penso de farcela, tanto so che comunque 2 orette le live tua durano, quindi riuscirei, penso, a fare un salto, a fare un saluto. Portiamo indietro con l'età Kader Giannakis, ma per carità, ma per carità. Preso solo perché la Grecia ha vinto l'Europeo. Solo per quello. Paco Casal è un procuratore sportivo uruguaiano. Ha portato in Italia calciatori come Ruben Sosa, Francescoli, Fonseca, Carini, vabbè, lasciamo perdere, e Recoba, ok. Va bene, Domenico. Forse può essere che stanotte una partita su Among Us ci scappa, eh? Tocca sentire pure gli altri. Vediamo, vediamo. Mamma mia, che stanchezza, ragazzi. Che stanchezza. Io invece mi ricordo ancora la parata di De Tacco di Agazzi contro il Palermo, se non mi sbaglio, punizione di Miccoli. E mi ricordo che c'erano tipo i compagni miei che mi dissero: "Oh, ma c'avete un portierone, ha parato De Tacco la punizione". Non avevo capito che era bucio de culo quello, perché Agazzi non è mai stato bravo, ma mai nella vita. Cioè, abbiamo avuto un periodo in cui i portieri, se c'erano o non c'erano, era uguale. Torreira, se non mi sbaglio, è andato all'Atletico, credo. Credo sia andato all'Atletico. Agazzi sì, a livello di Bacher era proprio Ivan Zaitsev praticamente. Però come portiere gli si diceva più quello di condominio piuttosto che portiere di calcio. Beh, Torreira sia al Pescara che alla Samp non aveva fatto per niente male. Per niente male. Io se ripenso che c'era Bruno Fernandes che ha giocato alla Samp e adesso gioca allo United, mi vengono i brividi. Ma dove va, ragazzi? Dove va? Dove va? Dove va? Chi te lo die? Ciao Giorgio. Pascolo era molto peggio di ragazzi. Io fortunatamente o sfortunatamente, ma a quanto pare credo fortunatamente, Pascolo non l'ho vissuto. Me ne parla mio zio e mi dice che dice proprio lascia perdere. Ciao Giorgio. Ma Pascolo in che anno ha giocato al Cagliari? Che annata era più o meno all'incirca? Per capire se ero già al mondo o meno. Credo sia a metà degli anni 90. 96-97. Eh sì, perché io sono praticamente nato nel fine, praticamente girone d'andata del 96. Sì, sono nato l'11 novembre 96, quindi sì, ero al mondo. Ciao Michele, alla prossima.
ero un infante, quindi non l'ho potuto vivere. Ma a parte che io non... Il primo Cagliari che mi comincio a ricordare vagamente era quello di Reia della Serie B. Mi ricordo Pantanelli, mi ricordo Brambilla, Cammarata, vabbè, Esposito, Suazo, Maltagliati. Quello è il primo Cagliari che mi ricordo. Abe, grande Abe. Era l'anno dello spareggio vabbè, sappiamo tutti quell'evento maledetto. Oggi sì, oggi è il compleanno di Boninsegna e ieri era stato il compleanno de Francescoli. Beh, a novembre diciamo che sono nati giocatori scarsi quelli che hanno giocato nel Cagliari, comunque. Gigi Riva, Francescoli, Boninsegna, proprio giocatorini, roba da poco. Ho vaghi ricordi dello scudetto. Vabbè, ci sta, dai. Io spero di avere ricordi più lucidi della qualificazione in Europa League dopo quasi 30 anni. Speriamo. Potevamo prendere Cavani. Come glielo paghi l'ingaggio a Cavani? Come? Che quello pia 6-7 milioni all'anno, come minimo. Una cosa impossibile. Ciao Christian! Sì, ho capito che siamo l'Uruguay, ma non siamo una banca. Cavani costa, e non costa poco. Proprio per niente. Grazie mille, Giorgio. La scienza sta cercando di capire perché non assegnano il pallone d'oro a Lewandowski. Ma il pallone d'oro deve ancora essere assegnato. Hanno saltato l'edizione dell'anno scorso, credo lo assegneranno l'anno prossimo. Però più che altro magari intendi la scarpa d'oro, quella che ha vinto Immobile. Comunque Vittorio uno scandalo ai suoi tempi. Chi è Vittorio? Vittorio... Vittorio mi sfugge. Come sai, tutto a posto, Christian, un po' stanco, staccato da poco, però tutto a posto. Vittorino. Nome ragazzi non mi dice nulla. Non ricordo. Commento a caldo sulle ultime partite del Ciolito. Contro la Sampdoria il Ciolito è stato assolutamente impalpabile. Della serie che io personalmente quasi non mi ero reso conto che fosse in campo, tolto per l'assist a Nandez. Però ci sta. Ha comunque tolto a questa e la partita con la Lazio, ha praticamente sempre fatto gol, quindi non, non ho da rimproverare nulla al Ciolito, anzi. Come sapete io lo adoro alla follia, sono contento che abbia preso il posto di Pavoletti. Sapete che non vedevo spiegare nemmeno sta cosa dei Pavoletti, quindi contento così. Spero che rimanga per tanto tempo nonostante abbia la clausola. Ibarbo era un giocatore che
partiva avvantaggiato nel correre, partiva avvantaggiato nella stabilità. Vabbè, scherzi a parte, è un giocatore a cui gli togli la velocità e è finito il giocatore, non è che sia tutto sto granché. C'è un motivo se attualmente gioca nella Serie B giapponese, con tutto il rispetto, eh. Ciolito Zeng o Ciolito Di Francesco? Ciolito Di Francesco, ma assolutamente. Ibarbo non è tecnico. Ibarbo si era bloccato un attimo tutto. Ibarbo è un centrometrista, perché centro? Applicato al calcio, perché per il resto lasciamo perdere il gol contro il Catania. Lasciamolo perdere. Da poco hanno dato l'età di Coppa Italia. Giochiamo il 25 novembre alle 17:30. 25 novembre, il giorno in cui è nato mio nonno. Ma contro chi giochiamo in Coppa Italia? Perché oddio, contro chi andavamo se vincevamo contro la Cremonese? Contro l'Atalanta? Può essere? Verona, Verona, è vero, Verona. Verona, è vero. Verona, Verona, Verona. Verona, Verona, vero. Quando mi avete detto mi è scattata la cosa. La danno solo su replay, ma ringraziamo Dio che la danno. Dopo essermi visto Cagliari Cremonese su Bet365, dai, su. Se può così, dai. Hanno fatto le partite peggiori sulla Rai. In campionato la prossima contro la Juve, già. Ciao Eric, oddio. Sinceramente no. Rinfrescami un po' la memoria e te posso dire qualcosa, ma così no. Ciao Luca, spero che la Coppa Italia quest'anno non venga snobbata. Io lo spero ogni anno. Lo spero ogni anno. Che poi paradossalmente il risultato migliore che abbiamo ottenuto in Coppa Italia è stato quando eravamo in Serie B, che siamo arrivati fino ai quarti, ottavi. Sarà tosta contro l'Hellas, quello sì. Ma giochiamo in casa o in trasferta? Mi sa che giochiamo in trasferta perché noi abbiamo fatto il terzo turno, quindi dovremmo giocare in trasferta. Nell'ultima live che hai fatto, ma l'ultima live che ho fatto erano l'anni di Cristo, Gueric. Chi si ricorda? Semifinale contro la Roma, ma quello stiamo a parlare di 20 anni fa ormai. Ah, giocavamo in casa. Pensavo giocassimo in trasferta. Tornando al discorso di prima, credo che Sottile non rimanga, ma al suo posto lo prenderà Brian Rodriguez. Ma non è una prima punta Brian Rodriguez? È un'ala? Mi ricordavo fosse una prima punta. È un esterno. Io convinto fosse prima punta. Io avevo letto l'articolo su 131 l'ultimo giorno di mercato, ecco perché non mi ricordo più niente. Caso trasferta cambia poco, tanto sono partite a porte chiuse. Ma sì, quello per carità, Però
Io metterei Nandez e Rog mediani. No, Nandez mediano no. Nandez mediano no. Scusa, Gueric, ma Nandez mediano no. No, 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 no. Nandez mediano assolutamente no. No. Nella nazionale gioca ala. Ah, ok, ok. Sì, Sottile è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina. Ma Rog mediano lo accetto perché c'ha la possibilità di farlo anche per caratteristiche, ma Nandez mediano è uno spreco. Cioè, è come quando Rastelli ha fatto giocare a Cossu regista, ma cosa? Ciao Max, ciao carissimo. Io invece penso che stanotte mi farò una bella dormita. Chi la fa? Guarda Colombia Uruguay. Chissà che ora la fanno poi. A mezzanotte, no. A me manca Andrea Mereu. E scrivigli, tanto su Instagram lui risponde sicuramente. Se gli scrivi su Instagram lui risponde tranquillamente. Sai nulla. Da quello che so comunque non riprende, perlomeno adesso, YouTube. Però tutto può essere. Ragazzi, se vi manca, mandateglielo un messaggio che a lui gli fa sicuramente piacere. Su Instagram, su Facebook. Assolutamente. Farebbe piacere a chiunque. Pronostico tra Juve e Cagliari. Non lo faccio. Meglio non fa pronostici. Ciao Seb. Geppidelli è in vendita. Quando gli scade il contratto? Fammi vedere. A parte che pure se lo perdessimo a zero non è che Luca Madonna. Aspettate un attimo ragazzi, una chiamata di lavoro. Non m'ha squillato il telefono. Madonna mia. Scusate ragazzi, al volo. Ciao Giancarlo, alla prossima. Non m'ha squillato il telefono. E mi hanno chiamato 3 volte. Mo' vediamo se rispondono. A parte non è un problema perché volendo mi possono chiamare lunedì mattina, però una volta che mi chiamano il pomeriggio. No, è sempre lo stesso, Gri. Però se non rispondono arriverà Nangolan, speriamo. Sto attento, sto attento. Poi capire questi non rispondono quando gli chiami. Ciao Lotario. E adesso tac. Mo' li richiamo.
Com'è la situazione Covid da voi? Ci barcameniamo, mettiamola così. Non è rosea. Ho saputo di molte scuole, di molte classi, comunque con positivi, molte colleghe positive. Non se ne esce, non se ne esce. Cioè, è zona gialla qui, ma del giallo c'è ben poco, veramente poco. Ma questi non rispondono, porca troia, mi hanno chiamato 3 volte poi. Oddio mio, oddio, che palle. Ah, non fai quella online? Dovrebbe essere obbligatoria per tutte le scuole. Sia medie che superiori. Niente. Lo richiamo un'altra volta, ci riprovo. Dai un po'. Terza media. Dovrebbe esserci pure per la terza media la didattica a distanza. Non capisco perché tu non la fai. Mo non chiama più nemmeno? Sto cazzo di telefono. Ma ha mandato il messaggio la Iliad che hanno provato a chiamarmi. No, ma questi quando li chiami tu non ti rispondono mai. Tanto mo vedrai, guarda, te lo inquadro. Questo a 1 minuto e mezzo, dopo te lo faccio vedere, a 1 minuto e 30 attacca da solo. Io sono un addetto mensa nelle scuole elementari, do da mangiare ai bambini. Ciao caro, se non mi sbaglio ti chiami Mauro, se non mi sbaglio, però potrei sbagliarmi. È perché io non sto fisso, non mi devono dire in quale scuola devo andare, perché io non sto in una scuola fisso, io faccio il giro, dove manca il personale mandano me, quindi mi serve sapere dove vado. Che memoria. Guarda, mo te faccio vedere. A 1 minuto e mezzo attacca. Attenzione. Senti, ci riprovo l'ultima volta. Loro mi hanno chiamato 3 volte, io vi chiamo 4. Gli devo mandare pure il foglio firme, gli devo mandare. Madonna mia. L'ho imparata la cosa. Per 1 minuto e mezzo le fanno sentire sta cazzo di musichetta e poi attaccano. Cioè attaccano, si attacca da solo. Va, risparmio pure perché vi sarete pure giustamente rotti un po' le palle sentire sta musichetta. Speriamo rispondano, mo. Certo, ma mi potevano mandare la mail, magari, no? Per forza mi devono chiamare? Ciao bello, ci sentiamo su Telegram.
Tanto mo riattacca, stavano 1 minuto e 16. Guarda, Oh. Ma porca troia. Alle 17:16 m'hanno chiamato. Ma Cristo santo, ma che palle. Che palle. Tutto questo perché c'avevo il 3G attivo. No, vabbè, senza parole. Ma insisto. Abbastanza inutile, insiste. Ci riprovo l'ultima volta. Vediamo un po'. Mo infatti lo sai che faccio? Però dovrei fare la foto a foglio firme. Vabbè, intanto gli mando una mail per dirmi che il telefono non mi prendeva, adesso mi possono richiamare. Allora. Allora. Visto che non calo. No, non cucino io do solo dai piatti ai bambini, non cucino io. Ok, mandato. Speriamo o che mi richiamano o che mi rispondono all'email. Ma allora dove mangi? Mangio lì, c'ho la pausa pranzo comunque. Cosa distribuisci di solito? C'è un menù prefissato dal municipio che indica cosa devono mangiare i bambini e si distribuisce quello. Per esempio oggi c'era la pasta al pesto, i fagiolini e la polpetta di pesce. Eccoli, eccoli. Pronto? Eh. Ok, solo lunedì? Ok. Grazie. Ciao ciao. Ok, mi hanno dato il turno.
Perfetto, risorto tutto. Ah, meno male. Meno male, va. Tu cosa mangi lì? Ti piace il cibo? Dipende. Di solito non mangio perché non... se poi mangio non lavoro bene. Però di solito mangio quello che c'è. Fanno sempre... di solito preparano sempre a parte un po' di pasta all'olio, di solito mangio quella. Buonasera, Sor Giovanni. Buonasera. Lei è un gradito ospite qui, lo sa? Di cambiare canzone, in effetti fa cagare. Quando ci possiamo rincontrare, signor Stramacci? Ah, ragazzi, quando vuole. Quando vuole lei. Quando vuole lei io mi faccio vivo. Mi ero scordato di dirvi, mo che c'è Giovanni, che lui lo sa qual è, però non di niente, Giova. Com'è stato il compleanno? Non ho fatto una minchia, non ho fatto una minchia, ti giuro. Lo devo ancora festeggiare tecnicamente. Quindi non... Ok, ti chiamo Riccardo, che mi è meglio. Che vi volevo dire? A Natale, il giorno della vigilia, il 24, uscirà un video sul canale, ok? E il video non sarà importante, però uscirà una cosa, cioè un mio regalo per voi, un mio regalo di Natale per voi. È una stronzata, perché è una stronzata, però sappiate che ci ho lavorato dei mesi. Non sto scherzando, ci ho lavorato dei mesi. Il regalo l'ho finito ieri sera e il giorno della vigilia di Natale ve lo farò uscire, ok? Uscirà questo cazzo di regalo e spero che vi possa piacere. È veramente una stronzata, non è il video in sé il regalo, è quello che ci sarà nel video, poi vedrete, ok? Però ci tenevo a informarvi di questa cosa. Mo può essere che esce il 24, come può essere che mi gira il culo e lo faccio uscire prima, per dirve. Però c'è questo regalo per voi, da parte mia. Quindi spero che lo possiate apprezzare. Non so quanti di voi lo potranno gradire, però spero che apprezziate comunque l'impegno perché veramente ci ho messo dei mesi. Non sto scherzando, non lo dico per... ci ho messo veramente dei mesi. Ma non dovete stare in ansia, è veramente una stronzata, è veramente una stronzata. Però a molti potrebbe piacere, potrebbe essere interessante, quindi spero che lo possiate apprezzare, ecco. Mo' che ho letto te ultime zona rossa, campagne. Fammi vedere quanti sono i contagi oggi. Oh, oggi abbiamo raggiunto i 40.000 contagi in un giorno. Bene, bene, fa piacere. Quanti nel Lazio? Vediamo un po'. 2925, perfetto. E siamo zona gialla. Ok, ok. In Calabria quanti ci stanno? Così per curiosità, eh. Calabria, eccola. Vediamo un po'. In Calabria 297 rispetto al giorno prima. Nel Lazio 2000, in Calabria 297, loro sono zona rossa e noi no. Va bene.
No, non è niente di epico, però c'è parecchio lavoro dietro, ecco, quello sì. Ciao Matteo, niente, semplicemente ho passato gli ultimi mesi a creare questo regalo per voi che uscirà presumibilmente il giorno di Natale, ma se mi gira il culo posso far uscire pure prima, non è un problema. Ed è un regalo che ho voluto fare a voi, ecco, ma è un regalo un po' per tutti i tifosi del Cagliari, non per forza voi, cioè per tutti. Allora, adesso vi dico Sardegna. Ecco, Sardegna. 623 i nuovi contagi di oggi in Sardegna. Se volete vi dico anche gli attualmente positivi in Sardegna che sono 9693. In Calabria gli attuali positivi sono 6677 ed è zona rossa. Nel Lazio gli attualmente positivi sono 62.399, però noi siamo zona gialla. Va bene, ok. Come fare le cose bene, insomma. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Comunque io l'ho detto, secondo me metà novembre, inizio dicembre richiude tutto. Tutto. Saremo a vedere. Io spero che no, perché medaglia nelle gambe si richiude tutto. Però se andiamo avanti così, penso che 40.000 contagi in un giorno solo sia il massimo che abbiamo mai raggiunto. Giustamente, de venerdì 13. Sì, sì, Albe. Mi trovi completamente d'accordo. Completamente. In che senso, Gri? In che senso divertendo? Dipende dal senso in cui lo intendi. Diciamo che sto rosicando parecchio perché il giorno del mio compleanno è stato anche l'anniversario, un anno preciso, in cui mi si è rotta la Play. Quindi è un anno che io non gioco a FIFA e sta cosa mi manda in bestia perché io sono un malato di FIFA. E rosico tantissimo. Poi dappertutto, dovunque vado, vedo sta cazzo di pubblicità della Play 5, io rosico perché tanto non ce l'avrò mai, mai. Non ci ho avuto la Play 4, figuriamoci la 5, e io rosico ancora di più. Ciao Ricca, alla prossima. Quindi stai facendo qualcosa come passatempo? Negli ultimi mesi il passatempo è stato questo regalo che mi ha tenuto impegnato parecchio e praticamente tornavo a casa e facevo soltanto quello, solo e soltanto quello. Adesso che ho finito, te posso dire che ho fatto le grafiche per l'anno prossimo per la pagina di Solo Cagliari. E non è che stia facendo granché in questo periodo, veramente. Lavoro e torno a casa, quello è. Non ho altre cose da fare anche perché non. Diciamo, sta situazione non è che ti fa venire proprio la fantasia di uscire. Ecco. Cioè, bello ricompra la PlayStation a Miro. Magari, guarda, magari. Domani mi sveglio e ti ritrovi la Play 5. Sì, ma mi sveglio sudato perché è un sogno. È un sogno. Ciao, France. Guardate, ragazzi, io rimango un'altra ventina di minuti in live e poi stacco, eh. Anche perché vorrei pure riposare un pochetto. Sono un po' stanco.
Invece voi che mi dite? Che mi raccontate voi? Che mi dite di bello? Un giorno farai una maratona, ma mica stiamo su Twitch. Qui le maratone non si possono fare. Qua dopo 8 ore la live si stacca. E sinceramente il tempo per stare 8 ore in live io non ce le ho. Poi che cazzo faccio 8 ore in live? Non posso nemmeno fare gameplay o qualcosa di simile. Secondo te i vaccini saranno obbligatori? Lo spero, lo spero. Ciao Claudio, che dici? Nandez a fine stagione quanto ci fa incazzare? In che senso? Ah, incassare. Ah, ok. Speriamo zero, perché spero che rimanga. Guarda che ci divertiamo. Magari tu ti diverti, ma gli altri no. E 8 ore live comunque sono pesanti. Sono veramente pesanti, eh. Poi se uno non porta comunque un qualcosa di visivamente bello, è difficile che la gente rimanga 8 ore a guardare un deficiente. E poi su Twitch. Mi sentite adesso? No, No. Vi prego, ditemi che mi sentite. Che palle. Mo che è sta? Adesso? Adesso mi sentite? Oh, meno male. Meno male. Allora, non so se mi ha sentito la risposta Claudio, comunque ti dico che è possibilissimo il fatto che non trovi lavoro qua a Roma, proprio possibilissimo. Che palle. Si sente o non si sente? Non riesco a capire. Oh, ok. E niente, raga, che vedevo di? È così. È così la situation. È così. Vabbè, tanto mo stacco. Mi fumo l'ultima sigaretta e poi stacco, ragazzi. Perfetto. No, non ho toccato niente.
Non mi ricordo. Ah, sì, Creed, stavo a dire che era una porcata disumana perché, cioè, non è che ti stavo facendo un gameplay, avevo spostato il computer, inquadravo lo schermo della TV e nemmeno si può definire gameplay perché nemmeno si vedeva praticamente. Non mi aspettava, Claudio, che tanto non è un qualcosa di realizzabile. Ciao Luca, ho capito, ma devo innanzitutto vedere se c'hanno tempo pure loro. Se gli va, e poi che cazzo fai per 8 ore? Cioè, era una porcata quel gameplay, perché il gameplay non era, era un qualcosa di veramente schifoso. La connessione stabile. Che palle. Niente, oggi questa live non so da fare. Allora. Sì, sì, ho capito come, France, ma innanzitutto ci devo avere il tempo, sia io che loro. E poi devi portare un qualcosa. Che cazzo fai? Ciao Claudio, comunque non so se hai mai sentito, però prima ti ho detto non ti conviene aspettarmi perché comunque non sarà mai fattibile, quindi non mi aspettare. Ma se ci avessi un qualcosa con cui intrattenere, ma un computer decente che magari mi permettesse, che ne so, di vedere Football Manager, ci avessi una play per far vedere un gameplay di FIFA, pure, ma non c'ho niente di tutto ciò, che faccio per 8 ore, regà? Dai, su, non è fattibile, non è fattibile, non è proprio fattibile. Cranio all'Inter a fine stagione, è vero? Non lo so. Ma 8 ore, oh, 8 ore a parlare, è una fatica, eh? 8 ore a parlare è una fatica. Red Bull Olbia ho eliminato il salvataggio. Ho eliminato il salvataggio perché adesso su Football Manager sto a giocare con l'Union Berlino. L'ho eliminato, ma ha rotto le palle. Poi mo il 20, quando esce Football Manager 2021, che io non avrò, si impiantava il gioco quando creavo Saffatirella, quindi sì, ho visto, Gri. Se non sbaglio io so terzo. E io non voglio stare in live con uno che fa gameplay perché poi mi conosco e rosico, perché io non posso farlo, quindi evito. Evito proprio. Ah, so secondo, ok. No, raga, 8 ore di live so pesanti, sono veramente pesanti. Ciao Cappi, ci avrei tante idee da realizzare, ma
È tosta, è tosta. Non c'ho i mezzi, non c'ho i mezzi. Comunque ragazzi, è stato bello, è stato piacevole tornare in live, però ora me ne devo dannà. Ne so qualcosa, abbiamo fatto una non stop di 4 ore e ne siamo usciti cotti, esatto. Ma Christian, non è tanto il fatto di usare un programma piuttosto che un altro, perché StreamYard non è un problema, però mi conosco, so che io rosico quando vedo una persona che ha un qualcosa che io non ho, ok? Quindi se devo fare una live con una persona che fa gameplay, non la posso fare, perché in quel momento quella persona a me mi sta sul cazzo, a prescindere da chi sia. Non si può, non si può, non si può fare. Te lo dico col cuore. Lo so, anche perché 8 ore a parlare, dopo la lingua mi ritrovo per terra. Ho capito, ma rosico comunque. È quello il fatto, Christian. Rosico comunque. Capito? Non, non è fattibile, Cri. Non è fattibile. Non c'ho i mezzi per fare niente qui su YouTube, ma proprio zero. Fatta con i mezzi giusti, sì, sarebbe una bella idea, ma quando uno non c'ha i mezzi non lo può fare. Non lo può fare. Ma 8 ore solo di chiacchiere sono stancanti, sono pesanti, sia per chi le guarda sia per chi le fa. Sono stancanti, Cri. Sono pesanti, veramente. Sono molto molto pesanti. Infatti, concordo. Ma per te può essere de no, Cri, ma per gli altri sì, capito? Io non è che non voglio fare una live per una persona sola, perché io posso fare pure la live per una persona sola. Non è che mi frega qualcosa. Però devi capire che per 8 ore è pesante, è veramente pesante. Ma poi 8 ore uno quando ne trova per fare una live tutta insieme? Parliamoci chiaro. Eh, Comunque uno c'ha sempre da fare qualcosa. È proprio infattibile, è infattibile. Ma anche dopo due, ma anche dopo due. Non è veramente estenuante, ma sia per chi la fa che per chi la guarda. Ma Twitch è un'altra piattaforma, è un'altra cosa, non ci voglio avere un cazzo a che spartire con Twitch, non mi interessa, stanno bene lì. Però Twitch o porti un ospite, e io sinceramente sul mio canale è il mio canale. Sono molto estremista su questo, non ci voglio nessuno. Proprio nessuno, nessuno, nessuno. Ci voglio essere solo io. O fai gameplay, perché per 8 ore, cioè 8 ore, so tanta roba, ma tanta. Che fai? Che fai in 8 ore? Gente sì, ma del Cagliari. Mo lascia perdere Giovanni sul video di Gabriele Sandri perché Giovanni era fondamentale in quel video, ok? Ho fatto alcune volte qualche video collaborazione, ma basta.
lì mi fermo, io lì mi voglio fermare. Cioè, troppo. Sarebbe veramente troppo. Tanto Gri poi continua a dire la stessa cosa. Ti dirò sempre che non la farò. Non la farò. Cri, no. No. A parte sarebbe cringe. Sarebbe veramente una cosa tristissima. Poi no. Assolutamente no. Se un giorno avrò mai i mezzi per poter fare una live in cui posso fare varie cose e farla durare 8 ore, assolutamente sì. Ma fino a quel giorno, no. Mai. Mai. Ma non succederà mai. Te lo assicuro. Ti metto la firma. Ci metto la firma. Comunque, dopo questo dibattito, vado anche perché a quanto pare devo aggiornare il PC che dice che deve essere riavviato. Va bene. Niente ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia per quest'ora e 20 quasi, dopo tanto tempo che non facevo una live. Appunto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Mi mando un grandissimo bacione. Sempre Forza Cagliari e noi ci becchiamo alla prossima live o il prossimo video post partita. Belli, raga.